Dato che abbiamo noi è ancora un dato molto debole perché vogliamo essere anche ottimisti. Non vogliamo assolutamente mettere già morte imprese che invece stanno cercando ancora di lottare. Siamo su un 3-4% adesso, però è un dato molto, diciamo, conservativo. I dati del commercio sono preoccupanti, sono molti negozi che rischiano di non rialzare le serrande. A confermarlo il presidente di Confcommercio Veneto. La necessità è dunque quella di fare squadra tra gli attori che sul territorio lavorano. Da questa istanza nasce l'iniziativa che Ali, gruppo padovano della grande distribuzione, ha pensato per aiutare il territorio. I nostri clienti con carta fedeltà devono recarsi alle casse dei nostri punti vendita, devono scaricare un buono, con 1000 punti possono avere un buono spesa di 10 euro che lì porta a 15 da andare a spendere in queste attività. Quindi noi vogliamo aiutare tutte quelle piccole attività che possono essere ristoranti, bar, pizzerie, pasticcerie, ma anche negozi di moda, abbigliamento, accessori, palestre, piscine e tanto altro, che stanno soffrendo durante queste restrizioni del lockdown, a ripartire, ad aumentare i volumi e a aumentare il fatturato. La situazione emergenziale ha colpito anche la grande distribuzione come Ali, che pur vedendo un più 5 del fatturato rispetto al 2019, in alcune zone quella a vocazione turistica vede segni anche fortemente negativi. E ci sono delle zone che lavorano di più, altre zone che lavorano di meno, soprattutto quelle coinvolte dai turisti. Turisti non ci sono, soprattutto gli stranieri, quindi sono proprio cambiate le abitudini, sono cambiati anche i fatturati in alcuni punti vendita. I rappresentanti di categoria chiedono fortemente interventi al governo. Noi abbiamo bisogno di certezze, noi abbiamo bisogno di garanzie, noi abbiamo bisogno di capire. Noi chiediamo solo e sempre chiesto solo di lavorare. E quindi un governo che ci mette in queste condizioni di incertezza, che alla sera dobbiamo aspettare cosa fare per il mattino, non è un governo che sa amministrare.